Perché l'approccio olistico alla cura dentale è diverso dalla pratica odontoiatrica tradizionale? Perché la bocca non è fatta solo di denti. L'odontoiatra certamente deve concentrarsi su quello che può essere il problema a livello dentario, carie, mancanza di denti, eccetera. Ma come dicevo, non dobbiamo tenere in considerazione solo i denti. All'interno della cavità orale lavorano anche i muscoli e l'articolazione della mandibola. Quindi quando noi in Studio De Faveri Villanova andiamo a considerare la condizione di una bocca, la consideriamo anche attraverso l'equilibrio muscolare esistente e la salute o meno dell'articolazione temporomandibolare. E tutte le soluzioni che noi andiamo a sviluppare relativamente alla cura dei denti tiene in considerazione che questo approccio deve portare anche a un miglioramento della funzionalità muscolare e dell'equilibrio articolare. Questo ovviamente perché tutto il sistema deve essere funzionale nell'arco degli anni a venire.